Per tutti gli appassionati dello shopping prenatalizio, le giornate di sabato 5 e domenica 6 dicembre sono un'opportunità imperdibile. Il Comune di Albignasego, in collaborazione con l'Aproloco e l'associazione Punto A, offre un'occasione ideale per trovare qualche regalo, organizzando un tradizionale mercatino in via Cavour. Ci sono 68 gazebo, sono tutti hobbisti della zona e quindi abbiamo sviluppato per il territorio di Albignasego. Quest'anno come Proloco si è rinnovata perché siamo 7 nuovi membri, tutti giovani, con voglia di fare e di lavorare. L'amministrazione si svolge da sabato 5, dalle 10 mattina fino alle 7 e mezza di sera e domenica mattina dalle 10 alle 7 e mezza di sera. Nel pomeriggio di oggi ci sarà Babbo Natale che racconterà le storie, ci sarà il trucca bimbi che farà anche giochi di bolle di sapone e palloncini. Invece domani pomeriggio c'è una sorpresa perché ci sarà un flash mob musicale della scuola Atelier 54. Le tradizioni di un Natale che anche qui vuole farsi sentire. Non occorre più fare tanta strada e andare in montagna per vedere un bel mercatino, per assaporare le tradizioni del Natale. Ci si può fermare anche qui in via Cavour ad Albignasego e apprezzare il lavoro manuale, manifatturiero di artigiani che sono tutti della zona, per un Natale che si può portare nelle case con un oggetto ricordo. Babbo Natale, ma il cappello dov'è? Il cappello l'ho lasciato nella renna con le renne. Parcheggiata dove la slitta? È a Villa Obizzi, nascosta dietro, vicino a un presepio dove stiamo preparando questa, ecco. Si attendono tanti bambini? Noi speriamo di sì, che vengano tanti bambini, che ci sia tanta allegria, tanta gioia. Già il cielo oggi ci assiste, nel senso che è una bellissima giornata. Vediamo se siamo fortunati che i bambini escono almeno nelle ore calde. Ma le iniziative legate al Natale non si fermano. Dal 4 dicembre in Piazza del Donatore troveremo un Luna Park con giostre gonfiabili che ci accompagneranno per tutte le feste. Domenica 13 via Roma si trasformerà in un centro commerciale all'aperto con la presenza di oltre 150 operatori locali. Nell'ambito della manifestazione sono compresi momenti di animazione con canti e balli tipici della cultura tradizionale veneta e momenti di divertimento grazie agli spettacoli degli artisti di strada. In Piazza del Donatore sarà installato l'Albero della Solidarietà, sotto il quale il giorno 13 si potranno depositare regali che saranno distribuiti ai bambini più bisognosi del nostro territorio. Saranno poi sorteggiati i vincitori della Lotteria di Natale organizzata dall'Associazione Commercianti Artigiani.a.